canto numero 218. Il Signore verrà per donarci la vita, visiterà la sua gente nella pace, porterà redenzione e grazia. Il Signore verrà per donarci la vita e noi suo popolo nuovo l'attendiamo. Ci darà la sua vita senza fine. Il Signore verrà per donarci la vita. Insieme a Lui via, verità e vita, troveremo la via della salvezza. Il Signore verrà per donarci la vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Iniziamo questa Eucaristia con l'augurio buon anno liturgico. Oggi, prima domenica di Avvento, la Chiesa ci apre le porte dell'anno, del tempo sacro, per andare incontro al Signore che viene, per poterlo accogliere nella gioia. La prima domenica di Avvento è la domenica che ci introduce nella gioia. E per accogliere il Signore che viene, ci raccogliamo nella nostra interiorità, facciamo spazio a Lui, riconosciamo la nostra pochezza e le nostre fragilità. Signore, che sei venuto nel mondo per salvarci, Kyrie eleison. Cristo, che vieni a visitarci con la grazia del tuo Spirito, Christe eleison. Signore, che verrai un giorno a giudicare le nostre opere, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al tuo Cristo che viene, perché Egli ci chiami accanto a sé nella gloria a possedere il regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Geremia. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa di Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla
e sarà chiamata Signora nostra giustizia. Parola di Dio. A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido. A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Signore, innalzo l'anima mia, in te confido. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro amore per voi, per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio, e così già vi comportate, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni e ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano
sulla faccia della terra. Vegliate in ogni momento, pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Il tempo santo di Avvento nella liturgia è considerato il tempo forte, cioè un tempo particolarmente impegnativo per andare incontro al Signore, per accogliere il Signore che viene. Avvento significa venuta. Il Signore viene come ricordo storico del Natale a cui ci prepariamo, ma il Signore viene anche alla fine della storia umana e alla fine della storia personale della nostra vita. È l'incontro ultimo, definitivo del Signore nella gloria che ci è stato presentato nel Vangelo. Ma tra queste due venute, la prima nel Natale, nell'umiltà della nostra condizione umana, la seconda nella gloria, c'è un'altra venuta del Signore, ed è la venuta intermedia, la venuta nel quotidiano di ciascuno di noi, perché non siamo estranei all'interesse del Signore, anzi il Signore ha lo sguardo, l'attenzione rivolta quotidianamente su ciascuno di noi, perché ci è Padre, ci ama. E allora con questa consapevolezza noi camminiamo nel tempo presente alla sua presenza, camminiamo con Lui verso di Lui. Il cristiano non vive allo sbaraglio, non sapendo verso cosa tendere. Abbiamo una meta, un traguardo, ed è il Signore, con il quale ci incontreremo al termine della nostra vita presente, della nostra vita personale, e al termine della storia universale. Dobbiamo stare attenti a quello che è la mentalità che oggi predomina. Morto io, finito tutto. Oh, il tempo continua. Sì, certo. Moriamo, ciascuno di noi personalmente è chiamato al Signore, ma non è finito tutto. Sarà finita la mia esistenza nel tempo, qui sì, ma non è finita l'esistenza successiva. E l'esistenza successiva si sviluppa, prosegue nel Signore Gesù. Ed è interessante, San Paolo, quando parla della vita cristiana, usa una parolina, un articolo, una preposizione meglio, che è interessante. In, e da quella preposizione in significa dentro. La nostra esistenza, dice Paolo, è in Cristo Gesù, cioè dentro Cristo Gesù. Siamo nella relazione di comunione profonda con il Signore Gesù, il quale si offre a noi, viene a noi incessantemente e ci chiama a una comunione profonda con Lui nel tempo, che poi avrà il proseguo nell'eternità. Ora la comunione con Lui avviene nella fede, allora sarà nella visione del Signore Gesù, ma è sempre Lui che viene
instaurare un rapporto di comunione profonda, una relazione di grazia con ciascuno di noi. Ecco che allora il tempo dell'Avvento è il tempo dell'attesa, il tempo della speranza, il tempo della gioia, perché il Signore viene. Diventa prezioso però un atteggiamento che deve essere costante per ciascuno di noi, e ce lo suggerisce Gesù nel Vangelo. Il Vangelo si riferisce alla venuta ultima, alla conclusione della storia umana, la venuta nella gloria del Signor Gesù. Nel Natale è venuto nella povertà, nell'umiltà, nel nascondimento della nostra condizione umana. È venuto come uno di noi, e soltanto chi aveva l'occhio vigile, l'occhio attento, lo ha riconosciuto ed è entrato in relazione di fede e di amore con lui. Gli altri l'hanno lasciato andare. Ma alla fine il Signore Gesù verrà nella gloria e tutti lo vedranno, anche quelli che lo hanno rifiutato, che lo hanno condannato, perché ci sarà la conclusione della storia umana e l'inizio di una realtà nuova che il Signore compirà per l'umanità intera, ma non solo per l'umanità, anche per il cosmo stesso. Ci sarà un rinnovamento profondo ed è l'oggetto della speranza cristiana. L'Avvento come tempo di speranza, di attesa, ma non un'attesa oziosa, non un peso, un passatempo che non scorre mai, un'attesa vigilante. Ecco qui che Gesù ci dà anche le indicazioni di come vivere questo tempo. Infatti si dice: vegliate e pregate. Ha annunciato dei segni prima della sua venuta, segni della venuta finale, segni che possono incutere paura, ma Gesù invita a gioire quando vedremo quei segni, perché dice il Signore, il Figlio dell'uomo, sta per venire. E quando una persona desiderata, una persona amata sta per venire, noi sentendo la sua imminenza, sentendo i suoi passi, gioiamo, esultiamo, diciamo, sta arrivando. Ed è il momento di gioia. Per il discepolo, per il cristiano, la consapevolezza che il Signore viene e anche il constatare la transitorietà della storia umana che indica la venuta del Signore, il cristiano gioisce. Ma c'è il pericolo però anche per il cristiano, e Gesù ci mette in guardia da questo pericolo, di perdere la consapevolezza della venuta del Signore, lasciarci sopraffare da quello che è la mentalità materialista, di quello che è la mentalità del mondo, il quale non ha la consapevolezza della venuta del Signore, non sa a che cosa va incontro o che cosa lo attende, per cui si immerge totalmente ed esclusivamente nelle cose materiali. Infatti Gesù qua parla di dissipazioni, ubriachezze, affanni della vita. Tutto quell'atteggiamento che è di chi non è consapevole verso cui tende. Chi invece ha la consapevolezza, il cristiano, ha un atteggiamento opposto, e ce lo indica Gesù stesso.
guardate che i vostri cuori non si appesantiscono in quelle situazioni, ma vegliate in ogni momento, pregando. Ecco l'atteggiamento che Gesù ci indica, una vigilanza, non addormentarsi, cioè non lasciarci sopraffare da quelle situazioni negative che ha indicato precedentemente, dissipazioni, ubriachezze, affanni della vita, il materialismo. La vigilanza diventa operosa, diventa consapevolezza di un traguardo da raggiungere, e ci occorre la preghiera, lo spirito di orazione, dice San Francesco, orazione e devozione, cioè tutto il nostro essere, il nostro vivere quotidiano, il lavoro, le preoccupazioni, i problemi, non subirli, ma affrontarli nella fede, come operatività, risposta al dono del Signore e come preparazione all'incontro ultimo e definitivo con il Signore risorto, che si svelerà a noi, che verrà a giudicare i vivi e i morti. È un atteggiamento forte e impegnativo quello che l'Avvento ci chiede, ma è anche un atteggiamento di fiducia, perché avendo il Signore come riferimento costante nella nostra vita, ecco la preghiera, arriveremo ad incontrarci con Lui. Ed è il momento della gioia, il momento in cui gli affanni e le preoccupazioni, le sofferenze, le angustie di questa vita terrena spariranno e saremo nella visione di Lui. Ma è importante ora l'atteggiamento di fede e di speranza, vigilanza operosa e preghiera incessante. E con rinnovata gioia e fiducia facciamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Rivolgiamo umile preghiera al Signore Gesù affinché venga a visitare il suo popolo. Preghiamo insieme e diciamo: vieni, Signore Gesù. Signore Gesù, visita la tua Chiesa, non si stanchi di annunciare la salvezza attraverso la testimonianza coerente di fede, speranza e carità. Noi ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Visita i governanti e i potenti della terra, siano promotori di dialogo, di giustizia e di pace, e si impegnino in scelte concrete di concordia tra le nazioni. Noi ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Visita ciascuno di noi, non si appesantisca il nostro cuore, né si lasci travolgere dagli affanni della vita, ma confidi nella liberazione che doni a chi si affida a te. Noi ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Visita le nostre famiglie e le nostre comunità parrocchiali, siano luoghi di ascolto e di accoglienza reciproca in cui sperimentare la vicinanza di Dio. Noi ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Esaudisci, o Signore, le nostre suppliche e sostieni la nostra attesa del tuo ritorno nella gloria, per essere un giorno uniti a te nella gioia del Padre, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Preghiamo perché portando all'altare del Signore gli impegni di questa settimana divengano un'offerta gradita a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, il pane e il vino, dono della tua benevolenza, e concedi che il nostro sacrificio spirituale, compiuto nel tempo, sia per noi pegno di redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere,
e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per il Cristo, Signore nostro. Al suo primo avvento, nell'umiltà della condizione umana, Egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Quando verrà di nuovo nello splendore della gloria, ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora osiamo sperare, vigilanti nell'attesa. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino per noi il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi,
che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il Padre San Francesco, Sant'Antonio, Santa Chiara e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, con fiducia diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Nello Spirito di Cristo risorto, diamoci un segno di comunione e di pace. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna.
atto numero 118. Sangue di Cristo, custodisca per la vita eterna. Dal cielo vieni e salvaci, o Cristo Redentore. Ecco viene il Signore, e in quel giorno brillerà una grande luce. Dai monti stillerà dolcezza, dalle colline scorrerà latte e miele, perché verrà un grande profeta ed egli rinnoverà Gerusalemme. Dal cielo vieni e salvaci, o Cristo Redentore. È vicino il Signore degli eserciti, il Santo di Israele. Verrà con grande potenza e regnerà in eterno, e illuminerà gli occhi dei suoi servi. Dal cielo vieni e salvaci, o Cristo Redentore. Alla venuta del grande Re purifichiamo i nostri cuori, per camminare nella giustizia incontro a Lui. Ecco viene il Signore a visitarci nella pace. Dal cielo vieni e salvaci, o Cristo Redentore.
Preghiamo. La partecipazione a questo sacramento che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita. Ci sostenga, o Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Sì, nella vita del santuario, questa domenica, prima di Avvento, inizia il nuovo anno liturgico, nel quale rivivremo i misteri di Cristo. Il primo mistero è quello della sua nascita a Betlemme nel Natale. C'è il nostro arcivescovo poi, Riccardo Lamba, che ha scritto una bella lettera per l'Avvento che si trova anche in bacheca in fondo. Il giorno 6 è il primo venerdì del mese. Qui in santuario abbiamo l'adorazione eucaristica dalle 9:30 fino alle 12 e si concluderà con l'ora media per coloro che hanno disponibilità di tempo di trascorrere qualche istante con il Signore in adorazione e in preghiera personale. È un'opportunità preziosa. E si avvicina poi anche il Giubileo, l'apertura dell'anno santo. La diocesi di Udine è molto attiva e ha anche preparato dei fascicoli per vivere intensamente il pellegrinaggio del Giubileo. E il santuario di Sant'Antonio, il nostro santuario, è una delle 8 chiese giubilari dell'arcidiocesi di Udine, luogo per ripensare alla nostra vita, per riconciliarci con il Signore, per ravvivare la nostra speranza. Sono arrivati anche i panettoni di Sant'Antonio, una produzione industriale, lavorazione pasticceria. Le offerte saranno devolute per opere di beneficenza. Il Signore sia con voi. E all'inizio di questo anno liturgico chiediamo una particolare benedizione del Signore che ti accompagni nel nostro cammino verso di Lui. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andate in pace. 471. Tutta bella sei Maria, e macchia d'origine non è in te. La tua veste candida come la neve, e il tuo volto come il sole. Tutta bella sei Maria, e macchia d'origine non è in te. Tu gloria di Gerusalemme, tu letizia di Israele, tutta bella sei Maria, e macchia d'origine non è in te. Tu avvocata dei peccatori, madre di misericordia, tutta bella sei Maria, e macchia d'origine non è in te.
Ci troviamo in quello che è il nucleo storico del santuario di Sant'Antonio. Il santo, ministro provinciale del nord Italia, arrivò qui nel 1227 e trovò una comunità di pochi religiosi, la cui presenza è attestata da un documento del 1219, di edificare una chiesa dedicata alla Vergine Maria. Si intravede in un affresco trecentesco, quindi un bel periodo dopo la morte di Sant'Antonio, con la Vergine Maria che è intenta allo studio della parola di Dio e che è visitata da un angelo. Naturalmente la chiesetta doveva essere ben più alta perché si intravede solamente il fondo inferiore della tunica dell'angelo, ma non abbiamo disegni che riportino com'era in origine. Si può notare un cartiglio con una scritta. Bisogna pensare che l'affresco venne alla luce dopo il terremoto del 1976, quindi quella scritta molto antica iniziava comunque a sbiadire e i frati fecero scolpire una lapide nel Cinquecento che riportava ciò che era scritto sull'affresco. Questa lapide parla di come Messer Antonio da Padova fece edificare questa cappella a onore della gloriosa Vergine Maria delle Grazie. Al giorno d'oggi, se si introduce un termine qualsiasi, attraverso i social, i mezzi di comunicazione, questa idea, questo neologismo viene comunicato quasi istantaneamente in tutto il mondo, non così naturalmente nel Medioevo. Quindi alcuni storici propendono per l'ipotesi che la Chiesa fosse dedicata all'annuncio dell'angelo a Maria, cosa che invece non è reale. Gli storici dicono che il titolo di Santa Maria delle Grazie si affermò nel 1600, ma è probabile che sia nato proprio da questa cappella e naturalmente con le difficoltà di spostamento, di comunicazione dei tempi, si è arrivato ad avere una buona diffusione solo verso il 1600. Sant'Antonio affermò, e questo è stato riportato in un libro, che chi devotamente visiterà questa cappella avrà ogni grazia dalla Vergine delle Grazie. La cella di Sant'Antonio fu edificata per volere di alcuni cittadini di Gemona esattamente sul luogo in cui visse Sant'Antonio qui. Potete vedere la situazione attuale dopo l'incendio che nel 1902 portò dei danni. Vediamo questo trittico, il Beato Dorico da Pordenone, la Vergine degli Angeli e il Beato Luca Belludi. Si possono osservare le mura costruite da muratori esperti con dei mattoni inframmezzati alle pietre secondo un disegno geometrico ben preciso. Questo insieme di materiali diversi permetteva una notevole elasticità alla costruzione e il terremoto del 1976 portò dei danni molto lievi. Sulla lapide trecentesca si può osservare il nome di coloro che offrirono del denaro perché in questo luogo fosse edificata la cappella dedicata a Sant'Antonio. La statua ha una storia molto particolare.
legata proprio a un miracolo che è successo qui nel santuario. Nell'agosto del 1818 il giglio di pezza che aveva in mano Sant'Antonio improvvisamente cominciò a profumare di giglio e la cosa durò per parecchi mesi, quando sappiamo benissimo che di solito i gigli rimangono solo nel mese di giugno e per di più in quell'epoca là non esisteva nessun metodo per farli durare più a lungo. Ci troviamo nella biblioteca del santuario. Oggi disponiamo dello scibile umano riunito nelle piattaforme digitali. Possiamo attingere gran parte di quello che è stato scritto nel corso dei secoli, ma nessuna opera trascritta che si può trovare su internet ha il fascino e l'importanza di quello che è un libro. Per quanto la materia possa sembrare fragile, debole, esposta a molti pericoli, pure i libri si sono conservati e sono arrivati a noi. Il loro contenuto è estremamente importante perché l'uomo è sempre uguale a se stesso e quindi una sfumatura espressa in un libro qualche centinaio di anni fa può illuminare in una difficile scelta l'uomo di oggi. E i sentimenti che fanno parte della nostra umanità sono sempre gli stessi e anzi avremo bisogno oggi di attingere alla capacità di provare sentimenti e di amare che avevano i nostri antichi. Le opere che si possono ammirare qui hanno una storia particolare. Un tempo, quando qualcuno otteneva una grazia, prendeva una tavoletta di legno e dipingeva sopra il fatto accaduto o faceva dipingere da qualcuno. Per cui si vedono ferite guarite, soprattutto ulcere che un tempo erano al di là delle capacità della scienza medica o altri fatti, e tutto il santuario era pieno di questi ex voto. Le armate di Napoleone fecero razzia e quindi quelli che ci sono ora datano dal 1800 nella seconda metà e queste che si possono ammirare invece sono attorno al 1650, quindi in qualche modo misterioso i soldati di Napoleone non le hanno scovate. Il chiostro è una invenzione dei monaci più che dei frati francescani. Esso permette di raggiungere da qualsiasi parte, qualsiasi altra parte del convento o del monastero, senza prendere pioggia, caldo o freddo. E anche qua non manca perché l'insediamento è antichissimo. Probabilmente questo qua è un chiostro della fine del 1200.
Sia lodato Gesù Cristo, ciao a tutti, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno domenica 1 dicembre, prima domenica di Avvento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al tuo Cristo che viene, perché Egli ci chiami accanto a sé nella gloria, a possedere il regno dei cieli, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento, pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Quando Gesù ci dice di non appesantire i nostri cuori, tocca una corda sensibile della nostra esistenza. Quante volte ci scopriamo sopraffatti dalle distrazioni, dalle ansie che la vita moderna ci impone. Questi pesi sembrano accumularsi giorno dopo giorno, offuscando la nostra vita spirituale e ci allontanano da ciò che veramente conta. Le dissipazioni, le ubriachezze, gli affanni della vita non sono forse i sintomi di una società che spesso perde di vista il suo centro spirituale? Gesù ci mette in guardia, non per privarci della gioia di vivere, ma per ricordarci che la vera pienezza si trova altrove. Il suo monito sul giorno finale, che ci piomberà addosso all'improvviso, non vuole incutere timore, ma risvegliarci a una consapevolezza più profonda. È un invito a vivere ogni momento con autenticità, con presenza, come se fosse l'ultimo e il primo allo stesso tempo. In fondo, ciò che Gesù ci chiede è di mantenere i nostri cuori leggeri e vigili. Non si tratta di vivere in ansiosa attesa, ma di coltivare una prontezza interiore, una capacità di riconoscere la sua presenza nelle pieghe della vita quotidiana. Proviamo a chiederci come possiamo vivere pienamente il presente, godendo dei doni della vita senza perdere di vista la nostra dimensione spirituale. Come possiamo alleggerire i nostri cuori dai pesi non necessari e rimanere aperti all'inaspettato, al miracoloso, allo Spirito Santo che può manifestarsi in ogni istante? Cerchiamo di gustare la vita senza esserne sopraffatti, di essere pronti all'incontro con Dio in ogni momento, in ogni respiro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
e grazie per questo tempo che abbiamo passato insieme nell'ascolto della parola di Dio e vi auguro di cuore una santa domenica. Ciao ciao e abbi cura di te. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è il terzo giorno della novena dell'Immacolata e per la nostra riflessione sull'Immacolata piena di grazia e sulla sua incomparabile bellezza prendiamo spunto da quanto insegnava un teologo ortodosso di nome Pavel Florensky. Questo teologo ha scritto che la Vergine Maria, la Signora tutta immacolata, la dispensatrice della grazia di Dio, è la bellezza del creato. Così diceva: come lo Spirito è la bellezza dell'assoluto, la Madre di Dio è la bellezza del creato, la gloria del mondo, l'ornamento di tutto l'universo. Continuando nella sua lode alla Vergine Maria, Florensky affermava che questa bellezza, ovvero Maria, è la gioia del mondo, la gioia di tutte le gioie, la tenerezza, il conforto, la consolazione delle pene. E poi, riprendendo un passo molto famoso della liturgia bizantina, dichiarava che in Maria piena di grazie si rallegra ogni creatura. Infine, con un'immagine molto suggestiva, questo autore, parlando di Maria, diceva che la Vergine Maria è il più bel fiore della terra, il fiore che spande il profumo della santità e del candore. Questo fiore è la bellezza di tutto il creato e la fonte della purezza. Un altro autore bizantino, Gregorio Palamas, ci ha lasciato scritta questa stupenda pagina. Volendo creare un'immagine della bellezza assoluta e manifestare chiaramente agli angeli e agli uomini la potenza della sua arte, Dio ha fatto veramente Maria tutta bella. Egli ha riunito in lei le bellezze particolari che ha distribuito alle altre creature e l'ha costituita come comune ornamento di tutti gli esseri visibili e invisibili, o piuttosto ha fatto di lei come una sintesi di tutte le perfezioni divine, angeliche e umane, una bellezza sublime che abbellisce i due mondi, che eleva dalla terra sino al cielo. La contemplazione di Maria ci eleva la visione di Dio. Ella è veramente quella scala di Giacobbe che congiunge la terra al cielo, celeste scala per la quale è disceso Dio fino a noi e per la quale, come insegnava San Giovanni Damasceno, noi ascendiamo a Gesù. Uno dei più begli inni mariani che sia mai stato scritto è l'inno Akatistos. È un antico inno bizantino molto lungo che si canta stando in piedi, da cui il nome Akatistos, che significa non seduto. Questo stupendo inno inizia con queste sublimi parole rivolte alla tutta santa. Ave, per te la gioia risplende, Ave, per te il dolore si estingue, Ave, salvezza di Adamo caduto, Ave, riscatto del pianto di Eva, Ave, tu vetta sublime a umano intelletto, Ave, tu abisso profondo agli occhi degli angeli, Ave, in te fu elevato il trono del Re, Ave, tu porti colui che il tutto sostiene, Ave, o stella che il sole precorri,
Ave, o grembo del Dio che si incarna. Ave, per te si rinnova il creato. Ave, per te il creatore è bambino. Ave, Vergine sposa. Cari fratelli e sorelle, siamo giunti anche oggi al termine della riflessione. Alla luce di quanto abbiamo meditato, proponiamoci di salire anche noi su per la scala della contemplazione, che è l'Immacolata, per giungere alla contemplazione di Dio. Terminiamo ora con la preghiera della novena. O Immacolata Concezione, tu hai voluto a Lourdes e a Fatima indicarmi l'importanza e l'efficacia della preghiera e del sacrificio, contribuendo all'opera della salvezza delle anime. Dammi oggi una sete ardente di preghiera e di sacrificio per amore delle anime più bisognose. Sii il mio soccorso, Immacolata Concezione, e ottienimi dal nostro Padre Celeste, per i meriti di tuo Figlio, la grazia da me tanto desiderata. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Dio, che con l'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato al tuo Figlio una degna dimora e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia, concedi anche a noi, per sua intercessione, di giungere fino a te in purezza di spirito. Noi te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Immacolata di San Giuseppe vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria. u čiji prošli dolazak vjerujete, a budući iščekujete, posvetio vas svjetlom svoga pohoda i obasuo svojim blagoslovom. Amen. U borbi života dao vam Gospodin čvrstu vjeru, radosnu nadu i djelotvornu ljubav. Amen. Sad se pobožno radujete dolasku Otkupitelja koji je uzeo naše ljudsko tijelo, primili i nagradu vječnog života kad jednom dođe u svojoj slavi. Amen. I blagoslov Boga Svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazda. Amen. Zdrava budi, Marija, ti si puna milosti, vječni Bog je uzete, blagoslovljena tebi. Zdrava budi, zdrava, zdrava budi, Majko Božja Marija. Zdrava budi, zdrava, zdrava budi, Majko Božja Marijo. Zdrava budi, zdrava, zdrava budi, Majko Božja
Idite u miru. Bogu hvala.
Hvaljen Isus i Marija, sve vas lijepo pozdravljam, draga braćo i sestre, draga djeco Marina. Lijep pozdrav svima vama slušateljima radio postaje Mir Međugorje, svog svetog i blagoslovljenog mjesta pozdravljam i sve vaštovatelje, majke i kraljice mira diljem svijeta. Rosite nebesa odozgor i oblaci daždite pravednog. Svojim riječima adventske pjesme, brate i sestro, uranjamo ovo milosno vrijeme adventa. Vrijeme koje nas vodi prema Betlehemu, prema jaslicama, prema Kristu. Međugorje natapa nebeska rosa milosti, tolika blagoslovljena ljeta po pohodu naše Bogomajke. S njom započnimo ovo milosno vrijeme. S njom molimo zajedno kako bi onoj milosnoj svetoj noći radost rođenja Isusa Krista ispunila naše srce, naše živote, ispunila i mirom i svjetlošću novorođenoga kralja Krista, spasitelja svega svijeta. Neka Marina blizina pomogne svima nama da ovo milosno vrijeme bude doista za nas vrijeme milosti. Vrijeme susreta s majkom, vrijeme susreta s Isusom Kristom i s braćom ljudima. Neka dobri Bog po zagovoru naše Bogomajke i kraljice mira svima otvori naša srca, da ih orosi rosa milosti, Božje ljubavi, Božje dobrote i Božjega mira. I danas molimo za sve one koji se preporučuju u naše molitve. Molimo za sve naše teške bolesnike, za sve medicinsko osoblje, za sve stare, nemoćne, osamljeno, žalošćene, za sve umiruće, da mir i ljubav uskrslog Krista ispuni sve nas. I započnimo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerovanje i glavove kredo. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegova jedinog, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onom će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Molit ćemo radosna tajstva Gospene krunice di Freudrenke Geheimnisse Misteri Gaudiosi. Prvo radosno tajstvo, anđeo Gabriel navješta Mariji da će začeti i roditi Sina Božjega, di Verkündigung l'Annunciazione. Evo, službenice Gospodnje, neka mi bude, Gospodine, po Tvojoj riječi. Marija odgovara spremno, uranjena u Božju ljubav, vjerom ljubi svoga Boga, stvoritelja neba i zemlje. Njezino srce spremno prihvaća poruku neba, poziv da bude majka
Božjega Sina. I nas ovdje pohađa ona koja je puna milosti. Otvorimo svoja srca njezinom pohodu i s njom se zajedno kroz ovo sveto i milosno adventsko vrijeme uputimo prema Betlehemu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Poslan bi anđel Gabriel od Boga u grad Nazaret, k jednoj poniznoj djevici i pravoj Božjoj službenici, k jednoj poniznoj djevici i pravoj Božjoj službenici. Drugo radosno tajstvo, Marija ide u pohode svetoj Elizabeti bez uhbe. Elizabet, la visita Elizabeta. Majko i kraljice naša, o kako je lijepo s Tobom koračati, s Tobom, Majko, biti,
s Tobom se ovdje u Međugorju susresti, s Tobom, Kraljicom neba i zemlje, Majkom našega Gospodina Isusa Krista. O, hvala Ti za taj susret, za Tvoju ljubav, Majko. Ti nas okrijepi, ojačaj svojom milošću, potakni nas na molitvu, da se s ljubavlju pripremimo za veliki blagoslovljeni dan, kad ćeš nam dati i darovati svoga Sina. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Emanuel, Emanuel, ime mu je Emanuel, 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 ime mu je Emanuel. Treće radosno tajstvo rođenja Isusa u Betlehemu, di Geburt unseres Herrn Betlehem, la nascita di Gesù. Evo djevica će začeti roditi sina
i nadjenut će mu ime Emanuel, što znači s nama Bog. Brate i sestro, Bog se rađa od ponizne nazaretske djevice u Isusu Kristu i dariva se svima nama. Neka On, koji je razbio tminu betlehemske noći i zasjao sjajem nade i spasenja svemu svijetu, obasjaj naša srca, naše živote, naše obitelji i ovaj nevjerni i nemirni svijet. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Četvrto radosno tajstvo prikazanje Isusa u hramu Darbringug in templa presentazione di Gesù. O Majko i kraljice naša, Tebi se povjeravamo.
O ti nas, Majko, spet prikaži svome Sinu Isusu Kristu, da ovim milosnim i svetim danima Adventa naučimo se družiti sa svojim Bogom kroz molitvu i s Tobom, o blagoslovljena naša Majko. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, Alleluia, Alleluia, cantate Domini, laudate omnes gentes, laudate Dominum, Alleluia, Alleluia, cantate Domino. Peto radosno tajstvo, Josip i Marija pronalaze Isusa u hramu, a u finu chiesa in templo ritrovamento di Gesù. Brati i sestro, adventska svjetla obasjala su naše gradove i sela, ali ta svjetla su lažna svjetla koje nam žele zasjeniti ono vječno svjetlo,
onu vječnu istinu Isusa Krista, koji je svjetlo ovoga svijeta. I to svjetlo slijedimo i tom se svjetlu radujmo i u svjetlu tome svoga Boga koračajmo prema vječnoj našoj domovini. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Gospa majka moja, kraljica mira. Gospa majka moja, kraljica mira. Gospa majka moja, Gospa majka moja Ti. Gospa majka moja, Gospa majka moja Ti. Nastavljamo moliti žalostna tajstva Gospine krunice di Šmetskaptinge hajmise misteri dolorozi. Prvo žalostno tajstvo, Isuse znoji krvavim znojem za nas. Di tode sancties in garten lagoniati Gesù. Isuse, spasitelju naš i Bože naš, snagom svoga svetog duha potakni nas na molitvu, kako bi kroz molitvu i moliti bili trajno povezani s Tobom, s Tvojim Bogom.
Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Drugo žalostno tajstvo, Isus je bičovan gajcenog laplađalacione di Gesù. Isuse, spasitelju, otkupitelju naš i Bože naš, neka nas Tvoja božanska ljubav potakne da o milostnom vremenu vidimo one koji su potrebiti naše pomoći, naše ljubavi, kako bi svi znali u zajedništvu s Tobom, dobri Bože, radovati se rođenju Tvome, zajedno s Majkom Marijom slaviti Tvoju ljubav. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Dođi duše svetosti, duše ognja, zapali nas. Dođi duše svetosti, duše ognja, zapali nas. Treće žalosno tajstvo, Isus je okrunjen trnovom krunom, krenum gli donne la coronazione con spine. Često nepromišljeno, strašnom i bogohulnom psovkom vrijeđamo svoga Boga i nadamo se da nam bude dobro. I još k tome glumimo katolike, vjernike, a i Hrvate. A Bogu svoje ljubavi želi da proslavimo njegovo sveto ime našim životom. Zato molimo Isusa Krista da snagom svoga svetog imena utihne psovku našem hrvatskom narodu i svim narodima svijeta. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. A sada u milosnom času spustimo se na koljena, na ovo sveto i blagoslovljeno tlo, svoje majci, svoje kraljici mira i kraljici svete krunice, otvorimo svoje srce i zahvalimo za sve primljene milosti na svetom mjestu u našem i njezinom Međugorju. Silenciju. Došli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje. Donije smo ti jade svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje,
Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome Sinu preporuči, Majko mira, moli za nas. Četvrto žalosno tajstvo, Isus nosi svoj teški križ za nas. Jesus sträckt sein Kreuz, je suportala svoja kroče. Molimo za svu našu braću i sestre koje nose teški križ svojega života zbog bolesti, starosti, siromaštva, napuštenosti, da i Božja ljubav okrijepi, a mi da možemo pomoći njima nositi križ, biti uz njih, kako bi Božja ljubav ispunila sve nas. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja
i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Isus, najljepše ime, spasitelj ljudi, naš brat i Gospodin, Emanuel, Bog je s nama, janje Božje, živa riječ. Peto žalosno tajstvo, Isus razpet umere na križu, Jezus stirbt am Kreuz zum Morezula Croce. Brate i sestro, neka ime Isusa Krista bude izvor naše snage, naše sreće, naše radosti. On koji je na drvu križa za nas darao svoj život, da bi mi bili baštenici vječne sreće. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Sveta Marijo, sveta Bogorodice, sveta Djevo Djevica, Majko Kristova. Moli, moli za
nas. Majko Božje milosti, Majko prebistra, Majko prečista, Majko neoskvrnjena. Moli, moli za nas. Majko nepovrijeđena, Majko ljubezna, Majko divna, Majko dobrog savjeta. Moli, moli za nas. Majko stvoriteljeva, Majko spasiteljeva, Majko crkve, Majko naša. Moli, moli za nas. Djevice premudra, djevice časna, djevice hvale dostojna, djevice moguća. Moli, moli za nas. Djevice milostiva, djevice vjerna, ogledalo pravde, prijestolje mudrosti. Moli, moli za nas. Uzroče naše radosti, posudo duhovna, posudo poštovana, posudo uzorna pobožnosti. Moli, moli za nas. Ružo tajstvena, tornju Davidov, tornju bjelokosni, kućo zlatna. Moli, moli za nas. Škrinjo zavjetna, vrata nebeska, zvijezdo jutarnja, zdravlje bolesnih. Moli, moli za nas. Utočište grešnika, utjeho žalosnih, pomoćnice kršćana, kraljice anđela. Moli, moli za nas. Kraljice patrijarha, kraljice proroka, kraljice apostola, kraljice mučenika. Moli, moli za nas. Kraljice priznavalaca, kraljice djevica, kraljice sviju svetih, kraljice bez grijeha začeta. Moli, moli za nas. Kraljice na nebo uznesena, kraljice svete krunice,
kraljice obitelji, kraljice mira. Moli, moli za nas. Molitva Duhu Svetom, veni Creator Spiritus, odođi stvorče duše svet. Dođi stvorče duše svet. Odođi stvorče duše svet, pohodi duše vjernika, poteci višnjom milosti u grudi što nos stvori ih. Dođi stvorče duše svet. Ti nazivaš se tješitelj, blagodat Boga Svevišnjeg, studenat, živi ljubav, plam i pomazanje duhovno. Dođi stvorče duše svet. Darova 7 razdaješ ti, prste desne očeve od vječnog Oca obećan ti, puniš usta besjedom. Dođi stvorče duše svet. Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju, nemoćima tjelesnim, potkrepljuj nas bez prestanka. Dođi stvorče duše. Dušmana od nas otjera i postojani mir nam daj, ispred nas idi, vodi nas, da svakog zla se klonimo. Dođi stvorče duše svet. Da je Oca da upoznamo i Krista, Sina njegova i u te duha njihova, da vjerujemo sve u divlju. Dođi stvorče duše svet. Sva slava Otcu vječnom i uskoslom Sinu mu sa tješiteljem presvetim, nek bude sad i u vijeke. Amen. Dođi stvorče duše svet. Pošalji duha svojega i postaće. I obnovit ćeš lice zemlje. Pomolimo se. Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio od srca vjernih, daj da u tom istom duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjehi vas da radujemo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Amen. Padaj s neba, roso sveta, padaj s rajske visine, vapijahu starog svijeta, duše čiste pravedne, otvori se zemljo mila, da iz plodnog tvoga krila u taj sretan blažen čas svemu svijetu nikne spas. U taj sretan blažen čas svemu svijetu nikne spas. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Braćo i sestre, skupili smo se slušati riječ Gospodnju i slaviti žrtvu Kristovu. Zato se pripravimo i zamolimo Boga da nam oprosti grijehe. Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo i sestre, sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo i sestre, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine,
Pomolimo se. Svemogući Bože, mi s vjerom iščekujemo Kristov dolazak. Udijeli, molimo te, da mu idemo u susret pravednim životom, te nas kad dođe postavi sebi s desne i uvede u kraljevstvo nebesko, po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Jeremije. Evo, dolaze dani, govori Gospodin, kad ću ispuniti dobro obećanje što ga dadoh domu Izraelovu i domu Judinu. U one dane i u vrijeme ono učinit ću da nikne Davidu izdanak pravedni. On će činiti pravo i pravicu u zemlji. U one dane Judeja će biti spašena. Jeruzalem će živjeti spokojno, a grad će zvati Gospodin, pravda naša. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. K tebi, Gospode, dušu uzdižem. K tebi, Gospode, dušu uzdižem. Pokaži mi, Gospodine, putove svoje, nauči me svojim stazama. Istinom me svojom vodi i pouči me, jer ti si Bog, moj spasitelj. U tebe se pouzdajem svagda. K tebi, Gospode, dušu uzdižem. Gospodin je sama dobrota i pravednost, grešnike on na put privodi, on ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome. K tebi, Gospode, dušu uzdižem. Sve su staze Gospodnje ljubavi i istina, za ono koji čuva savez njegov i propise. Prisan je Gospodin s onima koji ga se boje i savez svoj objavljuje njima. K tebi, Gospode, dušu uzdižem. Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima. Braćo, dao vam Gospodin te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju, kakva je i naša prema vama. Učvrstio vam srca da budu besprijekorno sveta pred Bogom i Otcem našim o dolasku Gospodina našega Isusa i svih svetih njegovih s njime. Uostalom, braćo, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu. Primili ste od nas kako treba da živite, da biste ugodili Bogu. Vi tako i živite, pa sve više napredujte. Da znate koje smo vam zapovjedi dali u Gospodinu Isusu. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Aleluja, aleluja, aleluja. Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. I
s duhom Tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Slava Tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Biće znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina čovječjega, gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave, jer se približuje vaše otkupljenje. Pazite na se, da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama, te vas iznenada ne zatekne onaj dan, jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svojoj zemlji. Stoga budni budite i u svako doba molite, da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina čovječjega. Riječ Gospodnja. Slava Tebi, Kriste. Mortem cotidie ante oculos suspectam habere. Svaki dan drži smrt pred očima. Tako sveti Benedikt poučava svoje monahe. Ovom svetom misom započinjemo vrijeme došašća, vrijeme priprave za Gospodnji dolazak. I onaj u svetkovini rođenja njegova, ali i onaj na sudnji dan na koji nas podsjeća ovo evanđelje. Kad govorimo o posljednjim danima i vremenima ili upadnemo u zamku da pokušavamo odrediti datum ili da iz sebe i druge uvjeravamo da se to neće zbiti za našega života. Na drugom mjestu Isus kaže: neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. Mi drugoga vremena nemamo nego ovo i za nas je čas naše smrti ujedno i dan našega suda. To je zapravo dolazak na koji se pripremamo došašćem. Mi se pripremamo na smrt. Dok čekamo Gospodnji dolazak, postoji opasnost od zastranjenja. Može nas nešto odvući na stranu. Može nam srce otežati. Isus to opisuje riječima proždrljivost, pijanstvo i životne brige. Postoji opasnost da podlegnemo ili ugodi ili brigama. Ovo neodoljivo podsjeća na prispodobu o sijaču, gdje se spominju oni u kojima Božja riječ ne može donijeti roda, jer ih kao drača guše brige i naslade života. Postajemo jalovi, neplodni zbog briga i strahova i zbog naslade i ugode. Srce oteža, zemlja zadrači, mi propadamo. Danas u suvremenom svijetu spasenje se ne dočarava na ovakav način. Ne govori se o propasti i ne daj Bože o paklu. Drži se da svi koji umiru idu u raj. Dovoljno je da ne budeš baš pokvaren, serijski ubojica ili nešto tako, a svi ostali se spase. Ipak, Gospodin Isus spasenje ne opisuje baš tako.
On stalno govori da je teško i da će mnogi htjeti u nebo, ali neće doći. Da je malo onih koji nalaze taj pravi put. Mislim da ipak Gospod ima malo više iskustva o ovome od svih naših modernih proroka neutemeljenog optimizma koji kažu da je put spasenja lagan. Kad ovo evanđelje tumače crkveni oci, mnogi od njih ističu kako se ove strahote, tjeskoba, strah na sudnji dan odnose na one koji su od ovoga svijeta, na građane zemlje, zemljane. A oni čije se otkupljenje približuje i koji uzdižu glave, to su oni koji žive na svijetu, ali nisu od svijeta, građani nebeski. Negdje sam pročitao da je prvi razlog nedostatka duhovnih zvanja u crkvi svjetovnost. Svjetovnost je usmjerenost na svjetovno i tjelesno, materijalno, izgled, čast, nasladu, hedonizam, zabavu, obuzetost brigama i strahovima svijeta, strah od boli, patnje, zaziranje od trpljenja. Takvi smo mi danas, svjetovni. Gradimo online ugled, sve činimo za novac, ugađamo svome želucu, tjelesnim nasladama, trendovima, modi. Takve su nam obitelji. Takvi su nam redovnici, svećenici, svjetovni. Zato je kriza svega, obitelji, zvanja, kriza svetosti, jer svjetovnost cvjeta. Brige i naslade života su nam otežale srca. Zarasli smo u draču svjetovnosti. Ako u tome ostanemo, ugušit ćemo se. Onda će nam Isusov dolazak biti tjeskoban. Izdisat ćemo od straha. Ipak, Isus nam uz upozorenje daje i lijek za ovu bolest svjetovnosti. Daje nam način kako olakšati srce. Budni budite i u svako doba molite. Uzdignite glave, uzdignite srca. Ako su nam srca otežala, ona vuku k zemlji, onda ni glavu ne možemo dići. Zato nam je potrebno mrtvljenje, odricanje od svjetovnih stvari, pokora, stvarni post, sve ono suprotno od naslade. A kad pokorom olakšamo srce, onda možemo uzdići glavu, možemo moliti, jer molitva je uzdizanje uma i srca Bogu. Moleći se uvijek predajemo njemu sve brige i prepuštamo se u njegove ruke. Jedino tako možemo ostati budni, bdjeti pokorom i molitvom. Tako uzdignute glave i srca možemo sigurno hoditi prema vječnosti. Ali taj put je težak. Bdjeti je lako iz početka, ali stalno bdjeti je zamorno. To je podvig. Imati uperen pogled na Gospoda nije jednostavno. Treba unj biti zagledan i kad je teško i kad nas preziru, progone, odbacuju, kad pokora dodije, nije lako na zemlji biti građani neba. Zato se stalno molitvom uzdamo u milost Božju. Sveti Ivan Kasijan na jednome mjestu kaže: savršenost ne može postići samo čovjekov trud bez pomoći Božje, ali tvrdimo to da se milost Božja daje samo onima koji se trude u znoju lica svojega. Zato se ne možemo samo uzdati u se jer smo slabi, ali ne smijemo ni odustati od napora
jer ćemo se tako odreći i Božje pomoći. Naš će dan suda doći, Gospod će doći. Ne dajmo da nam srca otežaju i da nam oči bulje u zemlju. Pokorom i molitvom odbacujmo svaku svjetovnost i uzdižimo glave Gospodinu. Težak je put pred nama, ali je i velika ljubav onoga koji će nagraditi naš trud. A da ne zaspemo, prisjećajmo se često da ćemo umrijeti. Mortem quotidie ante oculos suspectam habere. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas, ljudi, i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice i postao čovjek. Raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Otcu. I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Otca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Braćo i sestre, uputimo svoje molitve Otcu koji nam dolazi ususret svojim smilovanjem i ljubavlju. Recimo mu zajedno: Gospodine, usliši nas. Blagoslovi, Gospodine, nastojanje svoje crkve, da živi svetost na koju si ju pozvao u svome Sinu. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Učini, Oče, da pastiri Tvoje crkve budu uvijek pozorni na znakove vremena i zahtjeve ljudi kojima su poslani. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Pomozi, Bože, svima koji upravljaju narodima i državama, da budu mirotvorci i pravednici. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Prosvjetljuj, Oče, sve ljude svijeta, da mogu prepoznavati znakove Tvoje dobrote i ljubavi u ljudima i događajima. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Obdari, Gospodine, ovu svoju zajednicu milošću obraćenja i suobličavanja života Tvome Sinu, Isusu Kristu. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Primi, Oče, u svoje kraljevstvo našu pokojnu braću i sestre, te ih obraduj zajedništvom života s Tobom. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Svemogući i milosrdni Bože, primi i usliši naše molitve po Kristu Gospodinu našem. Sve na svijetu, Bože blagi, dare Ti prikazuje. Primi i taj dar predragi, koji Bog Tvoj žrtvuje.
pod prilikom kruha vina, krvi tijelo Tvoga Sina, neizmjerne cijene dar, stavlja Tebi na oltar. Neizmjerne cijene dar, stavlja Tebi na oltar. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu Svemogućemu. Primi, Gospodin, žrtvu iz Tvojih ruku, na hvalu i slavu svoga imena i na korist nama i čitavoj svoj svetoj crkvi. Gospodine, prinosimo Ti ovaj kruh i vino, dar Tvoje dobrote. U ovoj službi pretvaraš ih u sakrament svoga Sina. Daj da nam on bude dar vječnog otkupljenja. Po Kristu Gospodinu našem. Gospodin s vama. I s duhome Tvojim. Gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi. Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On je već došao uzevši naše smrtno tijelo, ispunio pradavni Božji naum i otvorio nam put vječnog spasenja, da bismo, kad ponovno dođe u slavi veličanstva, napokon u očitu daru primili ono što sada kao obećano budno čekamo. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Svet, 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 Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave. Hosana, Hosana, Hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.
sanctus es Domine fons omnis sanctitatis. Hec ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, qui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, dedictque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et calicem iterum gratias agens dedit discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak. Memores sigitur mortis et resurrectionis eius tibi, Domine, panem vitae et calicem salutis offerimus, gratias agentes, quia nos dignos habuisti a stare coram te et tibi ministrare, et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes a Spiritus Sancto congregemur in unum. Recordare, Domine, ecclesiae Tue toto orbe diffuse, uteam in caritate perficias, una cum Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Petro, Episcopo Aldo et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniunque in Tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus Tui admite. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genetrice Virgine Maria, beato Iosef eius sponso, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo placuerunt, eterne vitae mereamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus, per Filium Tuum Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Spasonosnim zapovjedima potaknuti,